I dati sull'emergenza coronavirus che arrivano dal Veneto stanno confermando una flessione nella pressione sulla sanità, con il calo delle terapie intensive impegnate e anche nel volume dei contagi. Lo conferma il governatore Luca Zaia, che sottolinea come le scelte strategiche di questo periodo siano determinanti per l'immediato futuro. Se scegliessimo il liberi tutti, se il governo decidesse di dire non faccio più nessuna attività di prevenzione, come giustamente dice Flor, per tutelare la salute di chi è sano, è bene spiegare ai cittadini che il problema non è che dobbiamo sostenere chi vende i farmaci e le multinazionali, ste robe. L'unico problema che noi abbiamo, ce n'è uno di natura etica e morale, che è quello di evitare che persone inermi e fragili si contagino in virtù di un comportamento non corretto di altri. E l'altra, non irrilevante, che non c'è una sanità al mondo che non vada in crash, che non vada allo schianto davanti a una situazione incontrollata. Quel che non va perso di vista comunque sono i ristori. L'emergenza sta lasciando una situazione drammatica alle proprie spalle in molti settori del tessuto commerciale e produttivo del Veneto. Abbiamo fatto come governatori la richiesta al governo di provvedere subito ulteriormente ad altri ristori. La situazione non è di certo facile e comprendo fino in fondo la preoccupazione, la disperazione e la rabbia di molti che vorrebbero poter aprire il bar, il ristorante e le loro attività. Di certo anche il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato da ristori veri, solidi, alla tedesca.